Oggi siamo a Bruxelles, qui al Parlamento europeo, per presentare il Patto Veneto della logistica. Ci siamo presentati qui per presentare alla Commissione europea il protocollo che è stato firmato più di 2 anni fa tra tutti i gestori dei nodi logistici e i gestori di infrastrutture del Veneto. Sappiamo che il Veneto è interessato ed è attraversato da 3 dei 4 corridoi europei che interessano l'Italia. È di fatto una naturale piattaforma logistica dove le infrastrutture e i trasporti e l'intermodalità ha un'importanza straordinaria. Ci siamo messi insieme, abbiamo fatto squadra, sinergia per poter guardare al futuro, alla sostenibilità e alla digitalizzazione tutti insieme facendo sistema. Dopo 2 anni abbiamo deciso, soprattutto come regione, di tornare dal 2 al 5 giugno a Monaco alla Fiera della Logistica, presentandoci tutti insieme perché siamo consapevoli che da soli si fa prima, ma insieme si va molto più lontano.